quello che mi piace premettere è che lo psicologo all'interno dell'oncologia non lavora da solo, ma lavora insieme a un'equipe che è l'equipe dei medici, è l'equipe degli operatori sanitari, degli infermieri. Mi trovo un po' a lavorare con persone che subiscono una diagnosi molto diciamo così importante, che è quella di una malattia come il cancro, che si porta dietro una serie di pensieri poco positivi rispetto alla cura, rispetto a come andranno le cose, e di conseguenza la persona stessa e la famiglia in genere viene colpita da quella che è una grossa situazione di sofferenza. Spesso infatti le persone mi riportano che la loro vita cambia dalla sera alla mattina e che si trovano catapultati in un mondo che sono difficilmente riescono a comprendere. Allora, il mio lavoro con i pazienti consiste sostanzialmente nel cercare insieme a loro delle strategie per affrontare in modo attivo, attraverso la scoperta delle proprie risorse, la situazione di cura della malattia. Mi piace riportare una metafora che una paziente una volta portò all'interno di un gruppo di terapia che abbiamo tenuto e che si paragonava ad un albero che all'interno di una tempesta comunque doveva un po' comportarsi come diciamo così, come una situazione elastica in cui l'albero si piega, l'albero subisce dei danni ma non si spezza, e questo è un po' il ruolo dello psicologo con i pazienti, ovvero cercare di far sì che possano resistere e che possano sviluppare una resilienza nei confronti della terapia, e quasi sempre ci troviamo di fronte al paziente, ma al tempo stesso c'è una famiglia che riceve una diagnosi, e che è una famiglia che molto spesso è composta da non solo il coniuge ma anche da figli. Argomenti che nella maggior parte dei casi vengono considerati tabù, ma che se non vengono affrontati dallo psicologo, non vengono affrontati in una situazione diciamo così di setting preparato e adibito appositamente, rischiano di non essere mai affrontati e di conseguenza anche di avere delle ripercussioni sulla psiche delle persone, ma soprattutto sulla qualità di vita delle persone stesse. E ci siamo resi conto che i familiari hanno una grossa, diciamo così, preoccupazione inespressa o non accolta, oppure non sanno con chi parlare, ecco, di quella che è la situazione che loro vivono accanto al familiare stesso.